Allora, per quanto riguarda l'ufficio postale di Cavanella d'Adige è mistero, infatti non solo non è aperto, ma ci sono diciamo notizie tra virgolette discordanti, in quanto uno del comitato, il signor Giuseppe Bergo del comitato di Cavanella, dice che praticamente non sono mai andati a lavorare e quindi, come qualcuno aveva sospettato, c'è l'intenzione da parte dell'amministrazione postale di spostare personale ufficio per quanto riguarda i servizi all'ufficio più vicino, che è quello di Sant'Anna, mentre qualche voce diciamo del territorio dice che in realtà il proprietario dell'immobile sta aspettando il benestare dalla sede centrale di Roma delle Poste per fare i lavori. Si parla di un importo di 15.000 euro, e finché non avrà il benestare dell'ufficio postale delle poste centrali praticamente non fa i lavori, e quindi è tutto fermo. E per quanto riguarda i numeri dell'ufficio provinciale delle poste di Mestre di Via Torino, ai numeri che ci hanno dato, che sono anche sulle pagine bianche, non risponde nessuno. Anche questo è un bel mistero, perché sembra un po' strano che un ufficio postale in una direzione non risponda. Probabilmente vedono un numero sconosciuto e risponderanno solo a chi gli va bene a loro. Comunque, stato dell'arte, oggi è lunedì 20, ovviamente la cosa non ci fa assolutamente piacere, perché chiudere gli uffici così delle varie frazioni è veramente un disastro, perché veramente è la morte civile della frazione, ma non solo, anche perché tanti da Rosolina venivano anche lì, e quindi diciamo era comunque una utilità per tutto il territorio. Aspettiamo ulteriori delucidazioni, se arriveranno. Comunque per il momento non solo l'ufficio è chiuso, ma non c'è neppure un cartello, che, come qualcuno della frazione ha detto, almeno gentilmente qualcuno poteva mettere un cartello per informare la cittadinanza. Niente. Quindi? E quindi le poste che ha fatto apposta per spostare il personale da un'altra parte, e poi per chiudere tutte le feste. Grazie, ma si sa se aprono o non aprono? Non sapete niente? Non si sa niente, qua l'ha scritto il giorno 20 mi sa. Sì. Oggi 20 Oggi è 20. E allora è chiuso. E la colpa di chi è? Delle poste? Del sindaco? Anche il sindaco? No, sì. Scherzo. No, dai. Comunque non sapete niente cos'è? No, niente. Quindi, ma sono venuti a fare i lavori almeno? Che lavori? Se mi fanno lavorare di notte non lo so. Quindi non avete mai visti lavorare? No, non mai visto imprese. Mai. Vabbè. Adesso mi tocca a me su Facebook. Certo. Tornando sempre alla situazione cantieri, proprio oggi che siamo andati a fare la capatina alla frazione Cavanella per la storia, la vicenda dell'ufficio postale che continua a rimanere chiuso, abbiamo constatato l'enorme pericolosità di chi si mette in Romea per andare verso Chioggia. Cioè praticamente è assolutamente inconcepibile che non ci sia l'obbligo di svolta a destra per andare verso Rosolina, quindi girare e tornare in sicurezza, perché è una cosa pericolosissima. Praticamente, oltre al traffico che arriva da Chioggia verso Ravenna, devi stare attento al traffico che arriva da Ravenna verso Chioggia, e con l'istituzione del pezzettino di cantiere sul ponte devi metterti fuori, e quindi è di una pericolosità enorme. Noi infatti abbiamo girato a destra, siamo andati nel pezzo di Rosolina, ci mette 3 minuti in più, e abbiamo fatto il giro, ci siamo rimessi in relativa sicurezza. Ecco, non si capisce come mai l'ANAS non abbia istituito l'obbligo di girare a destra, ma sembra che sia ancora una volta per le pressioni dei residenti, e non si capisce che bisogna istituire i cantieri non in base alle istanze dei residenti, o meglio in base alle istanze del buonsenso. Ecco, non osiamo pensare cosa succederà con la nebbia, è una cosa di altro mondo. Allora, premessa, sapete che io faccio la pubblicità alla Camera, quindi io sono di parte, però guardate questo banco, guardate quanto assortimento, guardate quanto tipi di pesce a buon prezzo, di importazione, ma anche locali, soprattutto locali, aperti qui comodamente in questo parcheggio, qua i saloni, uno arriva, trova sempre il posto. Quindi cosa volete di più? Pesce locale, qualità, e in più anche simpatia, perché questi ragazzi, oltre diciamo aver fatto dei corsi, anche vengono incontro alle esigenze di tutti, dalla casalinga, ma anche diciamo all'operatore turistico e al ristoratore. E quindi cosa aspettate?
Ultime battute anche alla Camera dei Deputati per il disegno di legge Bottici, che una volta approvato definitivamente anche a Montecitorio, consentirà agli abitanti delle case sulla riva lungo il Lusenzo sottomarina di entrare in proprietà dei rispettivi immobili, sdemanializzandoli attraverso un primo passaggio al comune ed evitando così di pagare ingiuste cartelle astronomiche accumulate nel tempo. Dopo l'ok del Senato negli scorsi mesi, ora è il necessario step alla Camera. Domani mattina, infatti, martedì 21 gennaio, è convocata la quinta commissione bilancio e tesoro per dare l'ultimo parere mancante al trasferimento del disegno di legge dalla sede redigente a quella deliberante, consentendo così l'approvazione diretta in commissione senza passare dall'aula. Già alla sesta commissione è approvato il progetto, che ora ha bisogno di un parere della quinta per procedere in tal senso. Le forze politiche sono tutte d'accordo, quindi non dovrebbe essere un problema via libera, dopo la relazione di Raffaele Raduzzi del Movimento 5 Stelle. Quindi sarà il Presidente della Camera, Roberto Fico, ad annunciare il passaggio alla sede deliberante e la Commissione Finanze dovrà decidere la data per l'approvazione. I residenti degli alloggi interessati sperano che possa accadere entro la fine di questo mese. Questa sera, dalle ore 21, all'Auditorium di Calle San Nicolò in Chioggia, avrà luogo un incontro pubblico dal titolo La ragione e la coscienza per una vita pienamente umana, dedicato alle opere di St. John Henry Newman, cardinale, filosofo e teologo inglese. Organizza l'Associazione Terzo Millennio, in collaborazione con il Centro Culturale L'Umana Avventura. Relatore sarà Samuele Busetto, docente di filosofia e storia e studioso del pensiero del religioso britannico. Male, parola di 4 lettere che ieri, allo stadio Ballarin, ha assunto plurimi significati, tutti correlati tra loro. Male è il cognome di Riccardo, numero 19 del San Luigi Trieste, che ha realizzato il gol del primo pareggio contro l'Union Clodiense. Male, nella circostanza, è la retroguardia granata. Così come male, per i lagunari, è aver guadagnato solo un punto quando se ne sono persi 2. Per tutta la partita, infatti, nonostante un gioco corso poco fluido, la superiorità dei padroni di casa è stata netta e ha fruttato più occasioni, sublimate dai gol di Marangon e Pastorelli, che disattenzioni difensive. Queste ultime però, individuali e collettive, sono state decisive con il gol di Grujic all'88esimo per gli ospiti. Male, non secondario, è quello che hanno avvertito i numerosi assenti forzati, da Ferretti a Tattini, da Ballarin a Porcino. Male, infine, la decisione di ammonire Baccolo per la seconda volta, che lo priverà della prossima trasferta a Vigasio. Nella rotazione arbitraria di centrocampo rientrerà Djuric, oltre alla speranza di recuperare almeno un paio di infortunati. Ma in ogni circostanza l'Union Clodiense avrebbe dovuto fare sua l'intera posta, e invece non è accaduto. Una considerazione anche per la curva Franco De Paulis, che verso la metà del primo tempo ha esposto nella gradinata lungo Laguna uno striscione recante la scritta dalle tribune ai settori popolari no agli esperimenti sociali. Con tale iniziativa la curva ha aderito alla mobilitazione nazionale contro quello che viene definito l'esperimento sociale di mescolare gruppi organizzati ospiti nei settori occupati dal pubblico casalingo, come è avvenuto mercoledì scorso a Carlino. Secondo gli Ultras, l'operazione ha il fine di produrre decine di daspo e sbarazzarsi così della presenza delle tifoserie. Alla fine dell'incontro, piacevole terzo tempo nel piazzale della stazione tra la curva e i giocatori ospiti in attesa di tornare a Trieste. Questi ultimi increduli e soddisfatti del risultato, tra cori da stadio e birre consumate assieme in allegria, come sempre dovrebbe essere il calcio, non solo in Serie D.